Riaperto al pubblico il sito archeologico di Villa Romana a Montevago, dove è stato effettuato un importante intervento di riqualificazione dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco onorevole Margherita La Rocca Ruvolo. Nell'occasione si è svolta una rievocazione storica a cura dell'Associazione Culturale Antico Mondo. Il progetto di riqualificazione ammonta a 104.000 euro e la copertura finanziaria è a carico del bilancio del comune di Montevago, che in collaborazione con il Parco archeologico della Valle dei Templi di Agrigento porterà avanti nel sito anche progetti di agricoltura didattica. Sono stati già infatti impiantati un vigneto, un uliveto che si aggiungono alle piante di fichi d'India, limoni e altri frutti già presenti nella zona archeologica. I protagonisti della rievocazione storica sono stati l'archeologa Viviana Caparelli, Roberto Naro, Maria Catena De Paola, Gaetano Naro, Patrizia Bellomo, Ivania Calvetta e Giovanni Farina, con l'obiettivo principale della rievocazione, ha detto l'archeologa Viviana Caparelli, è quello di infondere nella popolazione locale un senso di appartenenza e di partecipazione attiva. Un'occasione in più per attrarre i turisti da un lato, un'occasione in più di fruizione per i cittadini, un'occasione in più per rendere bello il paese, un'occasione in più per dire che c'è un percorso turistico che consentirà sia di vedere il verde e quelli che sono i resti di una villa romana, sia nella parte antistante poter passeggiare, poter fare sport. Questa è una delle iniziative che questa amministrazione ha portato avanti utilizzando somme proprie, somme del comune. 104.000 euro sono stati investiti e oggi questa zona, che è la zona Mastragostino, respira un'aria diversa. Se non ci fosse stata l'attenzione della sovrintendenza, la collaborazione di sovrintendenza e parco archeologico, che devo ringraziare nella figura del direttore Cerratta, forse oggi neanche potevamo stare qua. Perché dico questo? Perché il sito è di proprietà del parco archeologico, è stato bonificato, è stato fatto un contratto regolare ad un ragazzo del posto che ne curerà i luoghi, non solo, ma il parco verrà anche a montare una staccionata per rendere più sicura l'area stessa. Quindi tutto questo è stato possibile con la collaborazione di tutti. Voglio ringraziare sia l'architetto D'Amico, che è stata chi da parte del comune per l'ufficio tecnico ha lavorato, e poi il dottore Dionisio Impastato, che è stato il direttore dei lavori. Devo dire, l'entusiasmo è stato tanto, il lavoro che si è fatto in sinergia ed in sintonia tra tutti, e oggi questo è il risultato. Voglio ringraziare poi i ragazzi che ci faranno rivivere in costumi romani momenti della vita romana, e questa è un'altra bellissima modalità di come inaugurare questo luogo. E voglio ringraziare anche il ristorante Opunzia con Francesco Mauceri per la degustazione che ci sarà. Quindi abbiamo cercato un po' di rendere questo momento un momento gradevole da tutti i punti di vista. Oggi è un giorno davvero importante per Montevago, perché qui nel 1986 è stata ritrovata questa villa romana, appunto di epoca fine repubblicana e prima imperiale. Il progetto nasce per volontà soprattutto della sindaca la Rocca Ruvolo, per valorizzare questo sito, importanza storica e archeologica. Io ho voluto evidenziare in questa rievocazione la vita quotidiana, perché la villa romana è da intendere come una villa rustica, quindi abbiamo produzione di vino, di olio, che caratterizzano soprattutto questo territorio. Ho la collaborazione preziosa dell'associazione Antico Mondo per elaborare delle scene proprio di vita quotidiana di questa villa, quindi avremo il Dominus, avremo la Domina, avremo gli schiavi, quindi personaggi che sono ritornati a rivivere in questo ambiente. Quindi i romani ritornano alla villa romana di Montevago. La nostra associazione riproduce le varie tipologie, dalle armi alla ceramica, alle lucerne, eccetera, eccetera, per far rivedere alla gente e fare capire lo scopo di questa villa a Montevago. Il nostro abbigliamento è creato da me, sono io che praticamente faccio la sarta in questo momento e mi dedico all'abbigliamento sia per quanto riguarda i civili, quindi
sia alle ragazze che ai ragazzi, anche tutta la parte dei legionari, e quindi mi dedico anche all'acquisto dei tessuti, di solito di lino, che sono i tessuti prettamente utilizzati nel periodo. Anche i modelli sono proprio adatti del periodo storico che stiamo vivendo.